Furbetti del bonus, Zaia sentirà uno a uno i 3 esponenti della Lega coinvolti e poi deciderà sul da farsi. La posizione di Forcolin è diversa dalle altre 2, spiega Zaia, che dice però di aver già maturato una parola definitiva. Preso per il collo da un poliziotto a Vicenza, il giudice ha convalidato l'arresto del giovane 21enne cubano, sit-in di protesta dei centri sociali davanti al tribunale. Il questore di Vicenza avvia un'indagine interna sull'agente di polizia, ma il razzismo, dice, non c'entra nulla, i sindacati sul piede di guerra. Coronavirus, focolai dalle vacanze all'estero, vertice governo-regioni, il ministro Speranza propone ai governatori test rapidi per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Santa Giustina sotto shock per la tragedia del ragazzino morto schiacciato dal masso mentre prendeva il sole con gli amici sul Piave. Furto in villa, Padernello di Paese, ladri in casa. Per la 4ª volta i proprietari dell'abitazione di via Sant'Ambrogio erano in vacanza al mare a dare l'allarme, il cane che ha insospettito i vicini. Queste sono le notti delle stelle cadenti, le cosiddette lacrime di San Lorenzo. Tra i passanti abbiamo raccolto i desideri, la risposta è quasi per tutti la stessa. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali ci sono i dati del coronavirus. Il secondo report di giornata che possiamo vedere insieme, che è stato diramato pochi minuti fa da Regione Veneto con Azienda Zero, parla di ben 33 nuovi casi di positività in tutta la regione del Veneto. Il dato più evidente è quello di Padova con 17 nuove positività, ci sono poi Treviso con 7 positività, Venezia 2, Verona 4, Vicenza 6, una positività a Belluno, 2 a Rovigo. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 20.834, i casi attualmente positivi 1.353. C'è da evidenziare come in terapia intensiva ci sia soltanto una persona, o meglio, scusate, 5 persone in terapia intensiva positive al Covid. Non si sono registrati decessi nelle strutture ospedaliere. Questo il secondo report di giornata della Regione del Veneto con Azienda Zero, ma il tema fondamentale, cruciale, il fronte caldo di questi giorni è il bonus Covid da 600 euro. Ci sono delle novità di giornata con le dichiarazioni del governatore Zaia, che sentirà uno a uno gli esponenti della Lega coinvolti nell'affaire del bonus e poi deciderà sul da farsi. La posizione di Forcolin, dice Zaia, è diversa dalle altre, ma sentiamolo. È giusto dare un segnale, però è fondamentale che io, prima di esprimere la parola finale che ho già in mente, li incontri uno ad uno. La parola finale, e non promette nulla di buono, ce l'ha già in mente Luca Zaia, che comunque concede il beneficio del dubbio ai 3 esponenti regionali della Lega usciti allo scoperto per l'affaire del bonus dei 600 euro. Era stato del resto lo stesso Zaia 3 giorni fa a Marghera a chiedere di fare un passo avanti e confessare dopo la fuga di notizie dall'INPS. A 72 ore la linea resta quella del rigore, seppure con alcune precisazioni. Non sono 3 delinquenti. Sono 3 persone, hanno diritto ovviamente di essere rispettate come persone, hanno fatto una richiesta di bonus che è un diritto di legge, e si discute invece sull'opportunità di fare questa richiesta. I cittadini hanno ragione quando pongono la questione dell'opportunità. Già, quella opportunità che fa rima con moralità e che sta portando i vertici della Lega al siluramento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, come ribadito già di prima mattina dal leader Salvini, ma il sigillo dell'ufficialità manca ancora, e lo stesso Zaia, che in Veneto ha la golden share del partito, dice che i casi dei consiglieri Barbisan e Montagnoli sono diversi da quelli del suo vice Forcolin. Rispetto ai casi, abbiamo 2 casi di consiglieri che hanno fatto la richiesta e hanno ricevuto il bonus e poi lo hanno dato in beneficenza, e un caso, nel caso specifico il mio vicepresidente Forcolin,
che ha detto di aver avuto la richiesta fatta dallo studio associato. Lui è un commercialista, dice tutti hanno fatto tutto, lo studio ha fatto la richiesta. Quando è arrivata la richiesta di ulteriori documentazioni da parte dell'INPS, ovviamente Forcolin non ha presentato le carte, non ha mai avuto il bonus, non ha mai avuto niente. Lui dice ha avuto solo un demerito di aver detto la verità, potevo dire che non avevo fatto la domanda non ha mai avuto buon fine. Quindi sono posizioni differenziate di cui anche la segreteria dovrà tener conto? Beh, certo, va fatta un'analisi, fermo restando che la chiarezza è fondamentale. Casi diversi quindi anche perché il consigliere Barbisan non ha ottenuto solo il bonus di marzo ma anche quello di aprile, devoluto poi alla Proloco di Canizzano. Per dovere di cronaca, lo stesso Barbisan nell'intervista rilasciata alla nostra emittente aveva chiarito di aver ricevuto solo una mensilità. Il verdetto di Ferragosto è dietro l'angolo. E ovviamente la partita è anche elettorale, ci sono le dichiarazioni di Arturo Lorenzoni, il candidato presidente del centro-sinistra. Hanno messo un taccone, è un fatto questo che rimarrà comunque un episodio triste nella storia della nostra regione. La notizia che non saranno ricandidati è una buona notizia e sono riusciti a mettere un taccone, diciamo così. Poco dopo la notizia dei 3 consiglieri regionali leghisti che avevano fatto domanda per l'oramai famigerato bonus Covid, Arturo Lorenzoni, candidato presidente in Veneto per il centro-sinistra, aveva espresso una condanna politica senza alcuno sconto, definendoli sui social non degni di sedere in nessuna istituzione del nostro paese. Che ora la Lega vada verso la non ricandidatura del vicepresidente Gianluca Forcolini e dei consiglieri regionali Riccardo Barbisani e Alessandro Montagnoli è per Lorenzoni un atto dovuto che però non cancella quanto accaduto anche dopo che la vicenda era venuta a galla. Il fatto che le scuse che sono state addotte non sapevo, ma qui o si sapeva, e secondo me è triste, da cittadino dico è triste, oppure se non si sapeva mi chiedo, ma chi ci ha amministrato in questi anni? Che non sapeva come veniva gestita la propria relazione con lo Stato. In entrambi i casi, secondo me, è molto molto preoccupante. E non mi si venga a dire della beneficenza, perché fare beneficenza con i soldi degli altri è umiliante per chi lo dice, oltre per chi se lo sente dire. Per cui, secondo me, è un episodio triste della storia della nostra regione. Lorenzoni continua ad essere impegnato in una campagna elettorale che lo sta portando in tutto il Veneto. A Mestre ha ricevuto il sostegno della lista Più Veneto in Europa Volt. Quanto sta accadendo nella Lega rimane comunque secondario, afferma, rispetto al progetto politico che sta promuovendo. Indubbiamente questo mostra una fragilità dal punto di vista così personale di alcuni, ma non è questo il tema che secondo me rafforza la proposta che noi andiamo a fare. Secondo invece il candidato governatore del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, ospite oggi della nostra diretta, le giustificazioni addotte dai consiglieri leghisti sono ridicole. Le giustificazioni che abbiamo sentito sono quasi, qui in Veneto si dice peso taconda sbrego, è quasi più risibile la giustificazione del danno economico che è stato fatto al Paese, perché parliamo alla fine di 600 euro, caso di Barbisan 1200 o qualcosa, cifre di questo tipo. Sostenere che è colpa del commercialista, che è colpa della moglie, che è colpa del socio, che è sempre colpa di qualcun altro, io credo che questo sia un'offesa all'intelligenza dei cittadini. E chi guadagna 8.000 euro netti dalla politica non può e non deve fare una richiesta di ottenere dei fondi per chi ha avuto un calo di fatturato legato al Covid, anche perché gli 8.000 euro sono rimasti tali e quali anche durante il periodo. Andiamo a Vicenza per quelle immagini che hanno fatto il giro d'Italia, il giovane preso per il collo da un poliziotto. Ebbene, il giudice oggi ha convalidato l'arresto del ragazzo 21enne cubano. Dopo più di un'ora di udienza, il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l'arresto del 21enne di origini cubane finito in manette con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale dopo quanto accaduto lunedì scorso tra Piazza Castello e via Roma in città, e per i quali il giovane si sarebbe rifiutato ripetutamente la richiesta dell'agente di mostrare i propri documenti. Il pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione di una misura cautelare
La difesa ovviamente si è opposta argomentando quelli che sono i fatti occorsi nella giornata del 10 di agosto e il ragazzo è stato rimesso in libertà. Ora la difesa ha chiesto di poter visionare tutti i documenti, diversi filmati e anche delle telecamere di videosorveglianza ai fini del processo che è stato fissato il 18 settembre alle 15. Un video di quei momenti concitati girato dagli amici e rimbalzato sul web ed ha portato la questura vicentine nell'occhio del cicolone. Mostra il poliziotto che per bloccare il ragazzo lo prende per il collo. In aula a raccontare la loro versione dei fatti anche gli stessi protagonisti, il poliziotto e il 21enne. Ma il ragazzo, credo proprio per carattere che sia molto sereno, ha spiegato appunto quelle che sono le sue ragioni e dunque quello che è stata la sua condotta, da cosa è stata determinata, dunque ha quella serenità di chi spiega semplicemente come si sono svolti i fatti e di chi si ritiene quantomeno innocente. Per il momento concentrata nella difesa, ogni altra eventuale azione è rimandata. All'esterno del Palazzo di Giustizia dalla mattina si sono radunati una quarantina di giovani del centro sociale vicentino Bocciodromo in un sit-in pacifico a sostegno del loro amico. Tutti stavamo facendo la stessa cosa, tutti stavamo ridendo, urlando, scherzando. Sì. Non solo a lui dovevano chiedere documenti. Non c'era motivo di accanirsi così tanto su una singola persona quando lì, in quel momento, in quel preciso luogo, c'erano molte più persone. Anche se fosse stato che un'opzione che il mio amico avesse sbagliato, penso che questa non è una giustificazione per poter strozzare una persona fino a quel punto. No, non si può arrivare fino a quel punto per un documento. E sulla vicenda interviene anche il questore di Vicenza, aperta un'indagine interna ma non si parli, dice, di razzismo. L'operato degli agenti di polizia è stato valutato sotto il profilo giudiziario, nel senso che praticamente l'arresto poi è stato convalidato. Ora ovviamente eventuali, comportamenti saranno valutati anche con un'indagine interna nostra, perché ovviamente è utile che ci sia un approfondimento interno. Ovviamente le tecniche della legge vanno inserite in un contesto di carattere puntuale e particolare che sarà verificato senza alcun tipo di problema e senza nessuna remora, perché io sono convinto che chiunque opera può sbagliare, se sbaglia ovviamente incorre in delle responsabilità. Quello che è sicuro è che talvolta ci può anche essere l'errore e in questo caso ancora io non lo confermo perché ovviamente c'è un'indagine da avviare e da mandare avanti. E sulla critica mossa di un'azione, quella dell'agente aggressiva perché velata di razzismo, il questore è perentorio. Se qualche difficoltà c'è stata in quel senso potrebbe anche esserci, poi sarà valutata, ma prescinde dal colore della pelle e dalla razza delle persone. Non c'è in nessuno di noi, nella mia persona ancora di più, dei sentimenti razzisti contro chiunque. Provato ma sereno il 21enne cubano che ribadisce la sua versione e dice non serviva usare la forza. Un abbraccio quasi liberatorio tra amici dopo la brutta avventura che però non si esaurirà così, ma a settembre ci sarà il processo. Superata la prova della convalida dell'arresto, gli amici hanno atteso Danny fuori dalla questura di Vicenza dove ha espletato le pratiche per il suo rilascio. Provato ma sereno, Danny ribadisce la sua versione di quanto accaduto. Posso dire che è una situazione abbastanza allucinante perché non me l'aspettavo proprio da un pubblico ufficiale arrivare al punto di aggredire un cittadino sia straniero sia italiano. Hai avuto paura? Cioè un po' la paura ce l'ho avuta, sinceramente, a dire il vero c'ho avuto la paura, ma ogni cosa si supera con il tempo. Per le questioni dei documenti non è nessun problema, pubblico ufficiale che chieda i documenti io do i documenti, nessun problema. Non c'è bisogno dell'aggressività, né per prendere le persone per braccio e cose così. Sempre al suo fianco in questa lunga giornata il padre. Questa cosa che è accaduta a suo figlio penso che è un po'... È una cosa brutta. A nessun padre gli piacerebbe che aggrediscono i suoi figli. Che idea si è fatto di tutto quello che ha sentito, che ha visto, insomma? Sono dispiaciuto. Io sono felice adesso che mio figlio è a casa. È a casa. E c'è da registrare anche la rabbia del sindacato di polizia nelle parole del segretario regionale del sindacato di polizia Mauro Armelao. Arriva anche l'appoggio del sindaco di Vicenza.
è stato convalidato l'arresto, quindi vuol dire che la procura ha chiaramente deciso che l'operato delle forze di polizia, della Polizia di Stato in questo momento, è stato ovviamente rispondente a quello che è previsto dalla legge. Noi da tempo chiediamo la pistola elettrica, di impulsi elettrici e taser. Il governo non ce la sta dando, ovviamente è stato rifatto un bando per acquistare queste pistole elettriche e noi siamo costretti quotidianamente ad intervenire a mani nude. Ecco, allora, se usiamo lo sfollagente non si può usare perché quello non si può. Se prendiamo la persona per afferrarla e bloccarla che si stava dando la fuga, allora scandalo anche su questo. Se il collega venisse ovviamente punito a livello disciplinare internamente, ci verrebbe proprio voglia di dire che sarebbe bene a questo punto fare lo sciopero bianco, chiaramente, perché a questo punto sciopero bianco è che vengano i politici sulla strada con le volanti a rendersi conto di cosa accade per strada ogni giorno. E al fianco della polizia si schiera anche l'amministrazione comunale di Vicenza. Per quanto riguarda l'amministrazione, naturalmente è dalla parte degli agenti di polizia e delle forze dell'ordine, va però ricostruita bene la vicenda e crediamo che la convalida dell'arresto dimostri anche qualche problemino ci sia stato. Evidentemente da questo punto di vista è giusto che la questura faccia una verifica interna per vedere se ci sono stati degli atti che hanno superato il limite della tolleranza dal punto di vista del comportamento della gente. Torniamo a occuparci di Covid con l'aumento dei casi che si è registrato in un'azienda dell'Interland di Treviso. Non solo nuovi lavoratori ma anche familiari continuano poi a preoccupare i casi di importazione con i rientri dalle vacanze da Spagna, Croazia, Grecia, Malta. Mentre il governo con le regioni sta studiando test rapidi, l'ULSS 2 marca trevigiana ha scritto ai medici di base. Aumentano ancora i positivi lungo l'asse del terraglio tra la caserma Serena e l'azienda tra Mogliano e Preganzioldo, dove è stato individuato il nuovo focolaio di Covid. Qui fino al 29 luglio lavoravano 10 migranti provenienti proprio da Casier, ma per avere certezza sul nesso di causa tra la presenza di migranti e virus in fabbrica sono in corso diverse analisi. Il gruppo dell'igiene pubblica, dottoressa Pupo e dottor Ramigni, stanno indagando proprio per verificare se effettivamente è partito da uno dei soggetti che è all'interno della caserma ex Serena. La contabilità a mezzogiorno parlava di 3 nuovi casi rilevati tra i lavoratori in meno di 12 ore per un totale di 18 positività su 40 tamponi, dato a cui si aggiungono 2 familiari di un dipendente già positivo. Numeri che sembrano destinati a crescere anche perché si attendono altri esiti. Solo nelle prossime ore saranno tamponati altri 70 magazzinieri e autisti della ditta. L'altro fronte è quello dei casi da importazione, come dimostra la positività riscontrata di primo mattino su 3 conviventi della donna ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello dopo essere rientrata dalla Spagna. Proprio il nodo dei rientri è all'esame di una riunione tra governo e regioni, dove la proposta del ministro Speranza è quella di procedere a test rapidi per chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Daremo informazioni di questo, ma lo stanno facendo un po' tutti i colleghi, siamo tutti in linea, nel senso che la preoccupazione è quella del virus di importazione. In attesa di provvedimenti da parte del governo, l'ULSS 2 marca trevigiana ha diramato ai medici di base una nota perché sensibilizzino i loro pazienti di rientro da un viaggio a fare il tampone. Il messaggio è questo: guardate, contattate il servizio di igiene pubblica, contattate il vostro medico curante che è la sentinella vera che abbiamo nel territorio, e poi venite a fare i tamponi. Questa è la garanzia per voi, per i vostri amici, per i vostri familiari e per i vostri nonni. E ci sono altri 6 casi, e ripeto 6 casi di positività al coronavirus nell'azienda di cui parlavamo nel servizio, quindi si vanno a sommare a quelli appunto che sono stati registrati oggi a mezzogiorno. Sul fronte padovano continuano a crescere anche i contagi di viaggiatori padovani rientrati dall'isola greca di Corfù, sono 11 positivi in totale nei 3 focolai attivi originati da 3 differenti viaggi. Rimaniamo a Padova per parlare di regole anticontagio per gli esercizi pubblici. Il
personale non indossava la mascherina durante i servizi al tavolo, l'ingresso ai clienti era consentito anche senza il dispositivo di protezione. Sono 5 i locali pubblici di Padova, 4 gestiti da cittadini cinesi, uno da un cittadino del Bangladesh, chiusi per 5 giorni dagli agenti della Polizia Municipale per aver violato ripetutamente le norme anti-Covid, dove gli alimenti erano preparati senza mascherina e a molti clienti veniva permesso di giocare alle macchinette senza. Andiamo a verificare e dopo, quando viene fatto il secondo passaggio e al secondo passaggio la situazione permane, evidentemente l'unica cosa che rimane è quella di sanzionare. Così è stato fatto, sono stati sanzionati 5 esercizi commerciali e speriamo, cioè, sinceramente non è bello per l'amministrazione comunale, per me in primis, quello di dover sanzionare. La cosa migliore sarebbe sempre che tutti quanti rispettino le regole e se ci sono, ripeto, vanno rispettate, però è chiaro che quando non succede questo bisogna intervenire e faremo sempre così. L'ordinanza della Regione Veneto non lascia spazio a interpretazioni e a muovere gli agenti tra domenica e martedì sono stati 4 precisi esposti di cittadini che denunciavano violazioni ripetute nei locali, tutti fuori dal centro storico e dalle piazze. Ringrazio chi fa gli esposti. 4 segnalazioni sono arrivate esattamente dove si doveva arrivare e quindi ribadisco, erano delle attività che nel tempo continuavano a violare le regole. Al proprietario di ogni locale è stata anche staccata una multa da 400 euro. I bar si trovano in via Valeri, in via Madonna della Salute, in via Aspetti, in via Giotto e in via Vigonovese. La pubblicità adesso, a dopo. Di nuovo insieme per andare a Santa Giustina in Valbelluna, una comunità sotto shock dopo quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri. Non ci sono spiegazioni, a 15 anni non ci sono nessun genere di spiegazione. Siamo arrivati che già era successo. A Campo di Santa Giustina il via vai di persone giovani, soprattutto con un fiore in mano, è stato costante e oltre il nastro rosso tra i massi della scogliera costruita a protezione dei campi a sfioro sul Piave che ieri pomeriggio Alessio Bortoluzzi, 16 anni, tra una settimana ha perso la vita, attonito il paese. Una comunità in lutto, una comunità che fa quadro attorno alla famiglia, una cosa che difficilmente è digeribile da tutti noi, da tutte le famiglie di Santa Giustina. Non possiamo dire che come comunità civile ci stringiamo attorno a questa famiglia per questo grandissimo lutto che ci colpisce tutti. Con gli amici Alessio ieri pomeriggio aveva raggiunto il Molo Rosso, così viene chiamata quella scogliera, e da lì a turno avevano iniziato a tuffarsi per lasciarsi trasportare poche decine di metri più avanti, quando il fondale digrada dolcemente fino a lambire la spiaggia. Era il turno del giovane quando il masso su cui si era posizionato si è spostato, facendogli perdere l'equilibrio. Alessio è finito nello spazio lasciato dallo scoglio naturale, rimanendo intrappolato fra altri 2 sassi. Gli amici hanno chiamato i soccorsi e gli hanno tenuto la mano, incoraggiandolo, ma ci è voluto del tempo per riuscire a liberare il ragazzo che ha esalato l'ultimo respiro proprio quando l'incubo sembrava essere finito. Assurdo. Per una mamma penso che c'erano dei genitori distrutti, tante famiglie, anche i bambini che erano con lui, gli amichetti che erano con lui coinvolti. Impossibile da spiegare. Alessio lascia i genitori e 2 sorelle. I funerali saranno celebrati venerdì prossimo nello spazio antistante il cimitero di Santa Giustina. Ritorniamo nel Trevigiano a Padernello di Paese per un furto in villa. Era partito come un piacevole weekend al mare, ma si è trasformato in un'amara scoperta. La casa messa a soqquadro dai ladri che se ne sono andati, fortunatamente portando via solo una collanina, un anello e 100 euro. Hanno persino staccato i quadri, credendo di trovare cassaforte a muro che invece non c'è mai stata. Tanta la paura della famiglia Busato, che rientrata in fretta da Jesolo, dopo la chiamata dei vicini, ha trovato cucina e camere da letto completamente sottosopra. A dare l'allarme il cane Cucchi, un bastardino di 5 anni, che ha insospettito i vicini di via Sant'Ambrogio a Padernello di Paese. Alla sera il cane, quando ha cominciato a abbaiare, il vicino di casa si è sospettito perché era un abbaio diverso dal solito, proprio da cattivo, mi ha detto proprio così. E io allora da lì, alzato gli occhi, ha visto le pile andare giù dallo scantinato.
E allora lì ho detto, ma come mai c'è le pile? Non può essere. Dopo ho visto queste persone vestiti in nero, allora lì ha capito che c'era qualcosa che non andava, ha chiamato subito i carabinieri e posso ringraziare i nostri vicini di casa. I proprietari della villetta hanno già subito altri 3 furti, gli unici della via ad essere stati visitati dai ladri. Nell'ultimo episodio, che risale a qualche anno fa, i malintenzionati avevano forzato la serratura mentre loro stavano dormendo e poi fortunatamente erano scappati, spaventati da un rumore. Il quarto furto che ci fanno a casa, 3 simili questi. Il quarto eravamo dentro a casa che dormivamo, ci hanno smontato la serratura di casa. L'episodio li aveva terrorizzati e convinti a mettere le inferriate alle finestre, ma a nulla sono servite perché i malintenzionati martedì dopo cena le hanno divelte dalla finestra della lavanderia, zona buia sul retro che si affaccia sui campi, che gli ha permesso di agire non visti. Una l'hanno proprio storta l'inferriata, proprio per tirarla via proprio dal muro, e l'altra l'hanno svitata, abbiamo trovato le viti per terra. Quelle che stiamo vivendo sono le notti delle stelle cadenti, le cosiddette lacrime di San Lorenzo. Siamo stati tra i passanti e abbiamo chiesto loro quali sono i loro desideri. La risposta è quasi per tutti la stessa. Tanta salute a tutti. Quella è la cosa più importante e fondamentale. Che possono cambiare effettivamente le cose, così non vanno bene. Insomma, che finisca sta pandemia e riprenda normalmente tutto quanto, perché ne abbiamo bisogno tutti. Guardi, speriamo che passi sta pandemia e che finalmente la gente possa ritornare a vivere in maniera normale, insomma, va bene? Sinceramente non la violenza, come hanno trattato gli animali ad Asiago, siamo stati in vacanza ad Asiago, spero che trattino meglio gli animali. Ho il cane e spero che ho visto animali, cani, cavalli legati senza acqua, senza cibo, giornate intere. Quindi spero per gli animali perché sono indifesi, non ci pensiamo noi a loro, poi tutto il resto tanto fanno come vogliono loro. Per l'Italia che la crisi Covid sia passata e che riusciamo a affrontare un'eventuale seconda ondata. A me va tutto bene, non ho niente da desiderare se non per gli altri. Se qualcuno ha bisogno di salute, che gli vada della salute. Che non torni più questo virus e che il vaccino venga più presto possibile a disposizione di tutti. E rimaniamo a guardare il cielo, ma per vedere che tempo farà nelle prossime ore. È tutto, adesso le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al Meteo, ecco le previsioni per giovedì 13 agosto. In Veneto sarà una giornata caratterizzata da una certa variabilità, non si escludono locali rovesci alternati a pause maggiormente asciutte. Sulle zone montane graduale aumento dell'instabilità con rovesci e temporali da locali a sparsi. Temperature minime tra 18 e 25 gradi, massime tra 30 e 37 gradi. In Friuli Venezia Giulia ci saranno nubi sparse alternate a schierite con graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Sui rilievi nubi sparse con probabili piogge in serata. Temperature minime tra 19 e 25 gradi, massime intorno ai 33 gradi. In Trentino Alto Adige i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. Sui monti nubi in aumento con deboli piogge al pomeriggio, temperature minime intorno ai 19 gradi, massime tra i 31 e i 33 gradi. È tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.